A questa notizia non crederai mai. A Siniscola una lite per una finestra rotta si è trasformata in un tentato omicidio in pieno giorno. Una donna di 59 anni ha afferrato un coltello da 30 cm e si è scagliata contro il cognato. Vediamo ora cosa è successo in quell'abitazione di Via Libertà e come la vittima è riuscita a salvarsi. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informo. Tutto è iniziato nella mattinata, quando Giansalvo Fronteddu, 59 anni, rientra in casa di cui è proprietario e nota alla finestra del soggiorno in frantumi. Chiede spiegazioni alla cognata, Francesca Gina Brau, che convive lì con suo fratello. La risposta è gelida. A casa comando io. Ma le parole sono solo l'inizio. La donna avrebbe subito afferrato un coltello da cucina enorme, lungo 30 cm, impugnandolo con entrambe le mani. Si è scagliata contro il cognato, sferrando fendenti diretti alla spalla destra, vicino al cuore, e poi colpendolo alla testa. Tutto questo urlando la frase che ha reso l'aggressione un tentato omicidio: "Ti ammazzo!". Per fortuna Giansalvo Fronteddu è riuscito a divincolarsi, a fuggire dall'abitazione e a chiamare i soccorsi. I carabinieri di Siniscola sono intervenuti e hanno arrestato la donna. Nonostante le ferite, l'uomo non è in pericolo di vita. La cognata si trova ora agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza. Una lite domestica che, per una finestra rotta, è quasi finita in tragedia. L'accusa di tentato omicidio qui è molto chiara, data l'arma e le parole urlate. Questo episodio ci ricorda che la violenza, soprattutto quella più imprevedibile, si nasconde spesso nelle liti familiari e nelle tensioni domestiche che si protraggono nel tempo. Ma mi chiedo, è possibile che un banale litigio per una finestra rotta sia la vera causa? O è solo la scintilla che ha fatto esplodere una bomba di tensioni che covavano da anni tra i due cognati? Una reazione del genere è un campanello d'allarme sociale. Se credi come me che in Sardegna si debba fare più attenzione alla gestione della rabbia e delle liti, lascia un mi piace e iscriviti al canale. Grazie per la tua attenzione, buon proseguimento di giornata e alla prossima.